ben trovati. Desiree, che ben dire? trovato a tutto il Che nostro dire? pubblico che è numeroso. E volevo dirvi una cosa, grazie per i messaggi, mi ha scritto WhatsApp. Ma chi è? WhatsApp? Direttamente. Un messaggio WhatsApp? Sì, no, direttamente la WhatsApp. Ma non è che una persona C'è WhatsApp, una scusa. compagna che mi ha scritto, signor Totino, deve abbassare i numeri di messaggi che riceve per la c'è chi la vuole cotta. Ma sul tuo WhatsApp? 4.296.000 messaggi. Ma che dici? Dai, Cioè, si sarebbe bloccato il telefono. si è 4 bloccato, milioni di ce l'avevo messaggi. messo così. Dai. Per vedere se si è bloccato, l'ho lasciato e è rimasto in aria, perché era bloccato, capito? Bloccato lì. E che ti devo dire? No, io che devo dire? Mi attocca di salutare te. Ma non ti attocca saluto. niente, Bello. dai, ma non c'è bisogno. E mi attocca di salutare te. Andiamo anche fluidi, te. dai, andiamo Poi mi fluidi. attocca No. di salutare Niente, te, ragazzi. mi attocca di salutare te. Hai finito? L'artrosi L'artrosi della cervicale perché sei e in poi alto. E poi chi? Ah, ecco. Anita! Che comunque è una Anche lei telecamera normale, è più non si piccola, sa è più perché piccola. lui, insomma, ha Anita. questo senso E così poi, paterno. Ultima, ma non ultimo, chi? che ci toglie dai malanni. Lui va salutato, lo zio Lo zio Gianni, Gianni, lo grazie zio Gianni. zio. Hai visto è andato all'oculista, si è tolto gli Sì, occhiali? ho visto, ma ha un problema di sopracciglia lo zio No, Gianni? non è super, Si deve depilare? Si stava depilando e si è portato la pelle. Ah, che dai, Perché che ti giuro, schifo. non ha usato la pinzetta. Si è portato la pelle. Non ha usato la pinzetta, ha usato la tenaglia. Quindi è stata un'escoriazione, diciamo. No, un'asportazione proprio, capito? Bene, senti Desiree, Ma che parli, ti così, mandi perché se io parli così parlassi adesso? Ma non parla bene, perché Non parli parlo così? parlare dai. così. Non puoi parlare così, dai. Come si chiama la puntata di E oggi? per parlare Dimmi. così ti dico la puntata. Dimmi come si chiama. Cosce da pazzi. Cose da pazzi? Cosce. Cosce da pazzi. Si diverte così. Ah, oggi Che faremo devo fare? cosce, una bella coscia di pollo, coscia di coniglio e andremo a cucinare. Bene, ci sono, Allora. sono pronta. Allora, Il pollo lo facciamo arrosto al forno, a cotolette, alla palermitana, come vogliamo noi. Ma tu ci hai mai pensato a una bella coscia di pollo già Sì, disossata? già disossata. Che ve la fate disossare chiaramente dal macelliere. yes. Se non siete capaci, io l'ho fatto vedere una volta come si disossa. Per esempio, vedi qua, così la mettiamo così. Poi andiamo a preparare, sai che cosa? Cosa? Un crumble. Ah, un crumble col Un pollo. crumble. Wow. Un crumble per farcire il pollo. Mi Dai. dai un cucchiaio? Ma certo. E usiamo Usiamo pan grattato. pan grattato. E voilà. Del Sale? Cosa sale, vuoi? Sale? della salvia Eccola. e la smanziamo così. Così. Così, del rosmarino. Sminuzzata così, Sì. diciamo in maniera Del rosmarino. grossolana, quindi un po' di spezie. Allora, salvia, rosmarino, sale e pan grattato. Così. Poi non riesco neanche a dirla sta parola. Cosa? Ah, lo zest, vuoi fatto, ragazzi. E qua c'è una maestra dello zest, ragazzi. Però aspetta, ferma, non è di limone lo zest stavolta. Di arancia? Stavolta è di arancia. Ah, che meraviglia, lo zest. Stavolta è di Ti arancia. ricordi lo zest? Mi una presti volta? l'olio nel frattempo? Quando i nostri telespettatori Guarda, io sto aggiungendo anche non l'olio. sapevano cosa fosse lo zest. Adesso Certo. sono tutti esperti di zest, secondo me. Di zest, di cremolata, di maiale, brunoise, brunoise. di mariapò. Basta così? Un altro pochino io lo farei. E aspetta che ti aiuto in una cosa che mi serve. Tagliamo questo limone in alto. Guarda che bello rosso, guardate la Sicilia, guardate la Sicilia. E andiamo a spremere un po' di succo d'arancia qui, così. E va bene così. Va bene, Lo possiamo tutto mettere grosso? dentro? No, No, va va bene, ragazzi, va bene. Ormai No. sei una zestiera, mi danno un cucchiaio. A te. E andiamo a... Allora, quindi non mi fare perdere, hai messo pan grattato, hai messo il sale, poi hai messo gli aromi che hanno sprigionato un profumo niente male, salvia e rosmarino, poi abbiamo messo lo Esatto. zesta di arancia e succo di arancia dentro, Brava. giusto che lo fanno diventare così Senti un po' il profumo, più... senti il profumo. lo sento, ma lo sento anche senza Andiamo a avvicinarmi. mettere quello che noi chiamiamo un sapore d'aglio. Taglio, quindi Ce n'è pochissimo, esatto, proprio un saporino così. poco poco. Questo lo possiamo posare Sì, al posto. ok.
spostiamo questo Sì, e andiamo a mettere questo saporino. questo di saporino, aglio. Così, così. gira, gira. Stanno bussando. Ma chi è Black Decker? Ah, ma chi è Black Decker? Mamma mia, ragazzi. Cioè, veramente. Abbiamo messo questo profumino d'aglio e abbiamo creato questo crumble, giusto? Sì, Dopodiché ci sta bene. prendiamo Un pochino d'aglio, il pollet Il pollo. e lo andiamo a mettere nella teglia che poi andremo a mettere al forno. E andiamo. Per cui dicevo, mangiamo il pollo alla solita maniera, giusto? Più o Sì. meno 2 o 3 maniere, ma questo non l'avete pensato, per No, cui infatti. sporchiamo un po' di olio qua, Questo piatto. mettiamo un po' del crumble Bello questo crumble, ragazzi, anche facile da preparare. così. Come vedete è una bella coscia di pollo che potrebbero essere 2 porzioni, se invece fosse attaccata all'osso è una porzione. Quindi coscia di pollo disossata e crumble. Adesso. Mi raccomando, la coscia di pollo lasciatela con la pelle. Ah, con la pelle, vero? Sì, Con la pelle. dammi il sal. Sì. Andiamo a salare il pollo, così, gli diamo una maccatella così e andiamo a... Prima si mette il sale dell'olio, giusto? Sì. Perché? Perché va assorbito. Sì, no, ci sono di sporchi le mani se lo prendo. No, l'altro giorno mi hai spiegato una Sì, ricetta, mi hai che detto prima il assorbe. sale e poi ho detto no, Certo. aspetta, cosa aveva detto? Olio, sale prima, olio, sale. Prima il Mi sale, ricordo che ho messo, vabbè. lo copriamo. Lo copriamo con questo crumble che devo dire molto molto aromatico. Si sente l'aroma, Si sente ma la... non la Lazio, vero? Quindi molto ricoperto tutto. Ora, con la manina che ci contraddistingue, andiamo a pressare A pressare. così. E lo abbiamo quasi incamiciato con il pangrattato. E che cosa vi esce? A voglia, c'ho io. Esatto. Tieni questa, io la copro questa così, una spruzzatina d'olio così, guarda, proprio così. E voilà, e passiamo in E passiamo in forno. forno. Ok, Quanto cucina in forno? questo deve stare una ventina di minuti a Ventina 200 di gradi, minuti. statico, non Ok, ventilato. 200 gradi. E la prima ricetta già l'abbiamo messa in forno. Ora dobbiamo passare al resto, Dai, che è un po' più lunghetto. vai, sono pronta. E l'acqua per la pasta è qua. Che dici? Facciamo prima il sugo e poi la pasta? Facciamo prima il sugo. Ma come dici tu, Dai. che ne so io, facciamo Tu che dici? Prima il sugo, poi la pasta. Che prima il dici? sugo e poi la pasta. Tu che dici? Prima la pasta e poi il sugo. Dimmelo tu, dimmelo tu. Prima il sugo e poi la pasta. Prima il sugo e poi la pasta. E allora certo. io ti ascolto e faccio prima la pasta. Scherzavo. E allora, E allora? Desiree, come ti senti veramente una volta che so che hai ricevuto la lettera di Scorsese, Martin Scorsese, perché dai, ti vuole... Sì? Scusate. Desiree, quando io dico una cosa... Non è credibile, ma Scorsese, tu che te ne mi scrive rendi? a me, Intanto ma tu che è la dici. regista, No, Scorsese? ma tu la dici E che cose... devo dire? No, ascolta, tu sai, dimmi, Vabbè. seguimi. Allora, Dimmi sì. Ho saputo che hai ricevuto una chiamata da vero, Scorsese. vero, mi ha chiamato proprio lui. Sì. Scorsese che è uno specializzato, sai? Sì, In quello con la scorza. Bravo, in scorze di limone e scorze d'arancia. Siccome tu sai fare lo gesto, ti ha chiamato Scorsese. E che vuole fatto da me, Scorsese? Vuole fatto lo zest d'anguria. Vabbè. E allora, come vedi, abbiamo messo No, dell'olio. io Mi dai pensavo un per un cucchiaio? film, che ne so, Vabbè, qualcosa. uso questo, guarda, uso questo. No, non lo posso usare, mi dai un cucchiaio. Senti, mi Questo stai facendo lo togliamo. esasperare, eh? Avanti. Questo lo togliamo. Io ho l'impressione che quando tu senti che stai lavorando assai ti crei Sono problemi. stanca. Cioè, già ho ma qua, io ho problemi con la cervicale, lo sanno tutti. Certo. Allora. E questo abbiamo messo Senti, un bel ho visto soffritto che di questo- S. SCC, ma è Bravo. molto fino questo. Sì, proprio un bel soffritto penetrante, diciamo, no? Cosa abbiamo qui? Qui abbiamo preparato nel Sì. frattempo, abbiamo detto al nostro macellaio se ci faceva
un trito di cosce di coniglio, lasciando qualche pezzetto anche delle ossa. Addirittura, coniglio quindi. questo è Trito qui. di coniglio? Mettiamo Ma con le questo. ossa? Solo 2 pezzetti sono con le ossa, che li puoi lasciare o li puoi levare. Perché sono 2 pezzetti con le ossa? che ne Perché so? diamo, sai, le ossa danno sempre un buon sapore, Ah, estraggono vero. molto sapore, Ti capito? ricordi quella puntata con le ossa? Abbiamo fatto i fondi di cottura. Vedi, Vabbè. sta rosolando. A questo punto andiamo ad alzare ancora di più la fiamma e che facciamo? Mettiamo il vino, si alza la fiamma e Vino evapora. Il bianco. vino. Così. Bello. Senti che per ora c'è l'odore dell'alcol, lo senti? Lo senti? Sì. Arriva proprio. Aspetta. Oh mia bella Madonnina, che te brilla da lontano. So io il trucco, non mi fare fare queste cose. Guarda. E insomma, dai. E questo Allora. stiamo preparando questa preparazione L'arancia la togliamo, non ci serve. Allora, quindi soffritto. Avete sentito, è vero? L'arancia la togliamo, non ci serve. La togliamo. L'arancia l'ha tolta Totino, non la togliamo. Senti, ma con le mandorle che devi fare? Ora te lo faccio vedere. Queste sono magre, lo sai, sono proteine. Sì, Allora, ecco qua. Ecco qua, sta appena. ecco. Questo va in cottura così. Andiamo a mettere il trito Il trito. e alla via così. Bellissimo. Per fare la nostra reazione di... Maillard. Brava. Vedi, abbiamo lasciato qualche pezzo intero. Sarà un ragù bello corpulento. Particolare poi, perché col Sì. coniglio, no? E anche molto leggero. Però è gradevole, è carne bianca. Io dico, è carne bianca se il coniglio è bianco, ma se è nero. Vero, giusto? Pelo che è nero. La carne è sempre Non devi mangiare, Desiree, stiamo sono a facendo dieta, ragazzi, uno le mandorle, me le spettacolo, posso mangiare. dai. Le mandorle è l'unica cosa che posso mangiare. L'unica. L'unica. Noi appena sarà pronto ci andiamo ad aggiungere quel pelatino di là e un trito di mandorle. Mamma mia, che Fatto a bontà, coltello, ragazzi. così. Immaginate il ragù col trito di mandorle? Pazzesco. Questa è una licenza che ci prendiamo come siciliani. È un prodotto nostro d'eccellenza. Lo sai che mi hanno chiesto Totino come mai non hai fatto mai una ricetta con il pistacchio? Perché non piace a te il pistacchio? No, a me io lo piace so. il pistacchio. Solo che secondo me se ne sta facendo abuso. Un abuso. Tutto pistacchio, tutto pistacchio. L'altra volta sono andato in farmacia. Mi dà una confezione di Malox. Al pistacchio? Mi ha detto così al pistacchio. No, dai, per favore. E abbiamo. Già ci siamo quasi. A questo punto andiamo a salare. Andiamo a salare. Così. Arriva più. Ecco. Senti che non senti più l'alcol, quell'alcol che sentivi prima. Andiamo a mettere anche qui le mandorle, così. Meraviglioso, A questo punto meraviglioso. dobbiamo portare giù la fiamma, Ok. ok? La portiamo giù e aggiungiamo i pelati. I pelati. Che dobbiamo precedentemente sbrochetellare. Fai Dammi con una la forchetta. forchetta? L'avrei fatto con la mano, ma dai, vai. Sbrotolina tutti. Tutti così, 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 brava. È bello fare i pelati, Sì. Tu lo sai, quello, un signore era al ristorante, ti giuro. Veramente, dai. Chiama il cameriere, scusi, c'è un capello nella pasta. Dice, impossibile, l'ho fatta con i pelati. Me ne posso andare, ragazzi? Posso andarmene, per favore? L'ho capita. Basta, l'ho capita. L'ho fatta con i pelati. Così. Cioè, io lo sapevo che lo stava per dire, ragazzi. E voilà. Allora, pomodori pelati li sbrindellate tutti, giusto? Basta, va bene. Basta. E andiamo giù così. E andiamo giù così. Mi dai una marisa perché chi c'è tutta Ma grazia di Dio. certo.
E dopo che abbiamo messo i senza capelli nel ragù, vi voglio dire Cosa? consigli per i consigli. Mamma mia, che consigli. Anzi, lo diciamo Guarda, oggi, mi vengono i brividi, guarda. la puntata è Coscia da Mi vengono i pazzi, brividi. è giusto? Consigli per i consigli. Consigli per i non consigli. c'entra. Consigli. Ma non ci sta. E siamo Allora, tornati, pronti? guardate, siamo arrivati in tempo perché c'è circa 1000 persone fuori che ci aspettavano e ci hanno trattenuto. Ci hanno trattenuto, è incredibile. Qua Non fuori? tanto a lei, a me. Proprio una No, cosa. anche a me mi hanno Vabbè, a lei trattenuto. dicevano così. Cosa? Desiree, ma che ci fai? No, Qui in si quella volevano cucina? fare le foto, le Esatto, cose. comunque siamo di nuovo qua. Bellissimo, ti posso fare vedere? Fammi vedere, dai. Guarda. E te voi? Là. No, qua. E te vuoi là, si dice. Vuoi qua. E te vuoi qua. E voilà. Mamma mia, quel ragù. Lo Ragù senti? di coniglio, con quei pezzetti, Con vedi la che sono- coscia di coniglio, con la coscia di coniglio, Quello dei bene. pezzettini di pasta. Allora, Qui quindi l'acqua adesso sta che ci andando. rimane? Sta bollendo l'acqua. Abbiamo fatto della pasta con gli spinaci che l'abbiamo fatta già vedere più Più volte. volte. E ci facciamo queste pappardelle con gli spinaci. Dai. Allora, mi sposto, mi metto qua, ti lascio il Perché campo qua mi libero. porgi quella farina, A te. spostiamo l'olio, andiamo di mano, così. E certo, perché la pasta fresca è un'altra cosa comunque. La pappardella gliela facciamo fresca. Puoi fare la pappardella, gliela devi fare. L'abbiamo fatta gli spinaci perché? Dimmi perché. Perché avevamo gli spinaci, li dovevamo consumare. Ha Erano detto bene. nel Ha frigorifero. detto bene. No? Perché sapete perché? Perché? Perché noi i prodotti li congeliamo, li scongeliamo, Ma li non è vero, ricongeliamo. ma che dici? No, l'hanno Ma guarda detto. che non è vero. L'hanno Ma detto, chi l'ha li congeliamo, li detto? scongeliamo, Ma li dai, ma ci ricongeliamo. vanno L'hanno i controlli, non detto, lo dire l'hanno questo. detto. Ma Però chi l'ha non è detto? vero, non è vero, perché chi l'ha detto non Sei è un mai venuto pazzo. durante la lavorazione. Ma che dici, dai? Ecco non le qua. dire queste cose che ci credono. Ecco è qua. tutta a norma. A norma? No, Ah. la pasta con la norma. Quella è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa. Gesù, Giuseppe e Maria, poi dice che sono io che dice le cose. Vabbè. Quindi stiamo stendendo la pasta per fare le tagliatelle, hai detto? Le pappardelle. Le pappardelle, che sono quelle più grandi Brava. delle tagliatelle, giusto? Primo step, questo lo tagliamo e lo Eh. mettiamo da parte un attimino così. Sì, Questo gli diamo una strinciuta, ok. gli diamo questa strinciuta che ci viene bella Bella, sottile. bella sottile. Ecco qua. Ecco, Mi fai passare ma dall'altro certo, lato? facciamo un change, guarda, vai là. Ok. Questa la posso spegnere? Sì, Ecco, allora, mettiamo un po' di farina così, qui. Qui. E avvolgiamo queste papparelline. Siamo attenti all'acqua, ok? E facciamo, guarda. Uno, queste ci sono Due. anche quelle là di 3 colori. sì, esatto. Si possono fare quelle di 3 colori? Certo, Se le comprate, vogliono giusto? comprare, quelle là tipo Bravo. dell'Italia. Sì, sì, Rosse, pure paglie e fieno. esatto. Tutte le marche. Guarda questo La movimento, scatola così, gialla guarda, prendete. poi così, Sì. Dico, vabbè. poi così Sì, e poi così, quindi va bene? Poi con il coltello facciamo la pappardella, che deve essere larga così. larga così, quindi 2 centimetri più o meno. Vedi che bella? Bellissima, guarda. Vedi che bella la guarda un po'. pappardella? Ah, la pappardella. L'hai salata l'acqua, signora? Sì, l'ho salata, però la pasta fresca è sempre la pasta fresca. E andiamola via così. E buttiamo giù questa Sei. pasta. Forza, diamo una pulita. Pasta fresca. Perché poi facciamo Diamo una l'assaggio. pulita, dai. Allora, quindi... E allora, abbiamo messo questo. Dammi un mestolino. Ce n'è uno piccolino. O anche il questo cucchiaio. vuoi questo, va bene, bene? va bene, va bene. E adesso vi spiego il bello. La fine della ricetta. Nella stessa padella che fai? Rimetti
un po' di ragù. Una coscetta la metti? No. No, la metti dopo? No, La metti? quelle non sono coscette, è l'unica parte di costina che mi serviva per gratificare le fettuccine. E come le gratifichi, scusa? Vabbè. Ecco. Ecco, ci siamo. Ci siamo, la fiamma cresce. E noi lo diminuiamo. Me lo prendi che ci deve essere una schiumarola, un ragno. Questo secondo me. Quello piccolo, ce ne deve essere uno Questo? piccolo. Ah, Eccolo. eccolo. Eccolo qua. E questo lo possiamo togliere. E ora tu collaboriamo in due. Che devo fare? Pronta? Prendi il parmigiano, Sì. cucchiaio, Faccio la pioggia? brava, Mamma mia, ragazzi. Cioè, se non ci fossi io in questa cucina. vai, Vado? vai, A che ritmo? metti, lo sapevo, metti, non ci penso poi, vai. Vai. No, Metti, salta, metti. dai. Vado? Vai Ancora? e basta così. Mi spolveri un poco di pepe e basta così. E voilà, facciamo una cosetta così, togliamo ciò che è caduto. Me lo prendi il cappello del parrino? Scioccante questa ricetta, ragazzi, io ve lo dico. Ti serve questo? No, Eccomi, allora. Quindi, Il ci cappello siamo, del ragazzi, ci siamo. spegniamo il fuoco. Siamo prontissimi. Ecco. Guarda, mi sta venendo fame. Strano, non è da te, sai. No, perché così come si fa a resistere? Metti quel pezzo, guarda. Guarda quel pezzo di ragù, quello. Mamma mia, ragazzi. Questo è il primo piatto che Pulisci un po', abbiamo guarda. fatto uscire. Facciamolo proprio gourmet, guarda. Ecco qua. Mamma mia. E nel frattempo andiamo a prendere immediatamente Il pollo. la coscia di pollo Ci con il sono, crumble. ci sono. Eccola qua. Guarda che spettacolo, Desi. Questa la illuminiamo Illumina. con un pochino di olio Illumina. e voilà. Che meraviglia. Che meraviglia. Allora, pronti, quindi Quindi, signori, andiamo all'assaggio? un primo e un secondo, perfetto, andiamo all'assaggio. Eccoci qui, pronti all'assaggio. Che meraviglia, Cominciamo da ragazzi, qua. che meraviglia, che sciccheria, che pappardelle, che olio. Togliamo. Cioè, ragazzi, vuoi mettere tu, cioè, vuoi mettere quelle comprate? Dai, ma non mi fate ridere. per Ci favore. stai litigando per prendere la pasta? Com'è? Sentito croccare? C'era la mandorla, vero? Ho sentito croccare. Perché il coniglio con la mandorla. Perfetto. Guarda questo pezzo di ragù, guarda. Wow. Un'altra pappardella e ho finito per oggi. Non ci crede la gente. Poi le mandorle non fanno ingrassare, quindi va bene. Una volta che le inserisci, non fanno Capisci? Lui ha ingrassare. detto mangia 10 mandorle al giorno. E Quindi basta, le metti nelle pappardelle e non è ingrassato. Com'è? altro po' di Possiamo ragù passare così. all'assaggio della coscia col campo? Vabbè, Eh? buono.
Bravo, Perfetto. bravo, Passiamo all'assaggio della coscia con il crumble. bravo. Bada che è calda. Vai. Senti Capisci che tu? burro. Capisci? Mi sembra tanta questa però. No, vabbè, lo tagli adesso. Sì, sì, certo. Cioè, tu dici, come lo faccio il pollo? Che meraviglia. Il pollo, che già appena uno sente il pollo, madonna mia, il pollo. Anche il pollo per la dieta va bene. Sì, sì, certo. Così poi è zero calorie così. Ti stai bruciando, vero? Allora, vuoi il mio commento? Sì. È caldo, però è buonissimo, ragazzi. Cioè, il rosmarino domina. Chissà perché non gli è piaciuto questo pezzo quel pezzo. La salvia, il rosmarino, quell'arancia che si sente e non si sente, quello zest, quella morbidezza della coscia di pollo, perché non è che questo è il petto di pollo, quello che viene una soletta. Cioè, guarda, guarda, vedi il fumo? Guarda il fumo. Posso andare secondo te? È sempre caldo? Ci vediamo alla prossima. Buono, Arrivederci. molto buono, Buono. bravo. Coscia di pollo con crumble al limone e nocciole. Una coscia di pollo disossata per il crumble, 50 g di pangrattato, mezzo cucchiaino di zenzero, mezzo cucchiaino di cumino, rosmarino e salvia quanto basta, mezzo limone, olive, pappardelle al sugo di coscia, di coniglio, 4 cosce di coniglio macinate, 500 g di pelati, 2 foglie di alloro, uno spicchio d'aglio, vino bianco e mezza cipolla,